Programma vi è offerto da Carrozzeria Piccilli. Chiudiamo gli applausi. Rivedevo la sigla e devo ringraziare Simone Lentini che l'ha realizzata, e voglio subito ringraziare la regia con Pierangelo Buttazzoni in primis, che segue in particolare la parte grafica, e poi in regia c'è anche Tommaso Ravo e Luca Fornasiero, qui con me c'è Davide e Alessia, quindi un applauso alla squadra di Telefriuli di Lo Sapevo subito, perché siamo in semifinale anche grazie al loro lavoro. Siamo in semifinale, ragazzi, quindi noi questa sera scopriremo chi andrà in finale a Codroipo, a Villa Manin, a Sapori Pro Loco il 19 maggio, la finalissima tanto attesa da molte Pro Loco, e tanti ci scrivono, fanno il tifo per alcune, e quindi anche voi preparatevi telefonando allo 0432 57 3517 per dare una mano alla vostra Pro Loco preferita. Questa sera in sfida Monfalcone e Povoletto. Facciamo entrare i capitani Carlo e Paolo. Eccoli qua, buonasera. Ciao Paolo. Ecco, direttamente da Monfalcone Carlo, presente. Da Povoletto è tornato ci siamo. Carlo e Paolo. L'ultima volta non c'eri tu perché eri in gita scolastica. Salutiamo le mie classi, i colleghi, tutti quanti, approfittiamo. Ah, perché tu hai fatto un po' di propaganda, ti chiameranno? Beh, speriamo, io oggi ho caldeggiato, vedremo. Vedremo, perché da Monfalcone sono parecchio seguiti e chiamano sempre le Pro Loco che riuscite a battere in diretta, vi chiamano in diretta per darvi una mano poi. Rimane un rapporto di simpatia, no? Esatto. Un applauso a Claudio Romanzin, il nostro filologico. Eccolo qua. E un applauso va anche al nostro cantante preferito, Davide Zilli, che è ritornato qui a Lo Sapevo. Buonasera, grazie. Allora, siete carichi, siete pronti? Avete studiato? Certo. Sì? Sì. Anche il friulano, anche il bisiacco? Perché c'è anche il bisiacco. Ai, attenzione, ai. 4 parole su 10. Voi siete pronti? 6 parole su 4 di friulano. Allora, andiamo subito a lanciare i dadi blu, quindi un applauso a Carlo e Paolo che si preparano, con l'applauso però, 1, 2, 3, via! Ecco, vabbè, adesso. Povoletto, anche se è caduto. Tocca a Povoletto. Allora, questo lo do a te intanto. Mi metto più indietro, no, voi state avanti perché devo leggere, non dovete guardare, non dovete guardare, perché ci sarà anche Romanzin che mi darà una mano. Con quale soprannome era conosciuto Giacomo Bonutti, venditore ambulante della spiccata verve narrativa, vissuto tra il 1855 e il 1921? Tocca a me? Sì, Jacum Pittor. Claudio? No! Dai Jays. Qui l'ha detto. Dillo. Jacum dai Jays. Vedi, sei partito in quarta. Troppo entusiasmo. Troppo entusiasmo. Torna in gita, Via. ti accomodi là e intanto Carlo lancia il dado colorato. L'argomento? L'argomento della serata è? A tua scelta. A mia Perché scelta? rosa? Sì. Facciamo, ragazzi, musica. Musica Vai. maestro. E allora arriverà Davide Zilli, pronto? Arriverà Davide che ci propone. Facciamo un applauso a questo ragazzo che adesso inizia la tournée estiva in America. Esattamente, sì. Dove partirai? Dove andrai? A Las Vegas e a New York, per il momento confermate queste due. Bene, in bocca al lupo Davide. Grazie. Adesso lui ci intonerà una parte di un pezzo, di una canzone. Sì, esatto. E dovete indovinarla. Pronti?
con il pulsante per prenotarvi. Vai Davide. Ricevo il tuo contrordine speciale, nemico della logica morale. Povoletto. Povoletto si consulta, intanto chiedo alla regia di togliere Allora, la di base. Tiziano Ferro, Sì. devo dire il titolo, immagino. Sì, sì. Indietro. Esatto. Esatto, senza neanche vedere le soluzioni. Bravo, ti sei rifatto. Allora sono 5 punti che ottiene Povoletto e proponiamo il brano. Grazie a Davide Zilli. Grazie a voi. Ricevo il tuo contrordine speciale, nemico della logica morale, opposto della fisica normale, geometria degli angoli nascosti nostri. E adesso ripenso a quella foto insieme, decido che non ti avrei mai perduta, perché ti volevo troppo. Mancano i colpi al cuore, quel poco tanto di dolore, quell'attitudine di chi ricorda tutto, ma se guardo lo vedo, il mondo va veloce, tu stai indietro, se cerchi vedi, il bene più segreto sfugge all'uomo che non guarda avanti mai. Dietro le lacrime che mi hai nascosto, negli spazi di un segreto posto, resto fermo e ti aspetto, da qui non è possibile, non ho di vederti più, se lontana non sei stata mai. Oh, se cerco lo vedo, l'amore va veloce, tu stai indietro, se cerchi mi vedi, il bene più segreto sfugge all'uomo che non guarda avanti mai. Oh, oh, Grazie. Bravo Davide. Allora Paolo è facilitato perché ha due ragazze che secondo me Tiziano Ferro lo seguono e lo seguiranno anche Legnano Sabbiadoro l'11 giugno, immagino, allo stadio Teglit, perché lui sarà lì presente. Invece a Monfalcone musica non siamo, Guarda, di ferro ne abbiamo già tanto in cantiere, pertanto siamo a posto noi. Bravo Carlo. Grazie. È simpatico Carlo, vero? Sì, è simpatico, simpatico. Allora, vediamo qual è la situazione. 5 punti per Povoletto, 0 per Monfalcone. E mi raccomando Carlo, adesso noi lanceremo anche... Sai com'è? Lasciamo che si riscaldino, no? Ah, è vero, tu li fai sempre scaldare. Vabbè, allora andiamo a vedere qual è il prossimo argomento con il dado virtuale, poi naturalmente lanceremo anche il domandone. Sport. Allora, io trovo che Paolo sia più sportivo di Carlo, cioè a vedervi così. Carlo. Io sono sportivissimo, faccio di quei tornei interminabili. Sì. Carte. Ah, ecco, va bene. Allora, vediamo No, se sai qualcosa di rugby. Di rugby? No, sì, giusto. Il rugbista friulano Alessandro Zanni ha partecipato a diverse 6 nazioni con la maglia dell'Italia. Quali altre nazioni giocano il torneo? È giusta Pier, quella che dicevi tu.
È giusta, 10 punti in palio. Vogliamo sapere, oltre all'Italia, quali altri paesi giocano il torneo 6 nazioni? Allora, c'è sempre Paolo che si prenota. Allora, guarda, c'è tanto da leggere, Allora, Inghilterra, Francia, Spagna, Galles, Irlanda. Allora, Inghilterra, Francia. Inghilterra, Francia, Galles, Irlanda e Scozia, quindi la C. Tu giochi a rugby? No, Segui assolutamente no, rugby? non so neanche le regole, ammiro il fair play però non lo seguo. Insomma, grazie al rugby, Fuori dal campo. Fuori dal campo. fuori dal campo. In campo- Sono 15 punti. Intanto Poveretto ha 15 punti, ma saranno 15 punti anche per il domandone, in palio per il domandone. Allora vediamo se riusciamo a lanciarlo adesso, così i nostri telespettatori riescono durante la pubblicità a prenotarsi, a telefonare in diretta. 0432 573517. Dove e quando è stata fondata la Società Filologica Friulana? E qui Claudio naturalmente ne sa bene tutto sulla Società Filologica Friulana, anche perché Non sai, siamo... no eri? Com'è? No eri che volte. Tu non c'eri. No. Però lo sai, la risposta la sai. Sì, se no mi pari in fur. Cioè, se non lo sapessi. Anche perché siamo all'interno della settimana della cultura friulana, no? Di cui parleremo. Di cui parleremo, quindi prenotatevi 0432 573517. Noi ora andiamo in pubblicità con l'applauso delle due Pro Loco e ci troviamo dopo le pubblicità. Terremotus, storia di un terremoto e della sua gente, guida il visitatore lungo le tappe significative del percorso iniziato il 6 maggio 1976 fino alla ricostruzione con l'esposizione di fotografie, filmati, documenti, aperto per tutta l'estate dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, Palazzo Orgnani Martina, via Mistruzzi 4/9 Avenzone. Alla Furlanina trovi tutto per lavare tutto. Dal lavaggio industriale professionale a quello hobbistico. Idropulitrici ad acqua fredda o calda, generatori d'aria calda, lavadamigiane, lavafusti, spazzatrici, lavasciugapavimenti, aspirapolveri, deumidificatori, nebulizzatori, impianti centralizzati e attrezzature per il lavaggio dei pannelli fotovoltaici. Il tutto con ricambi e assistenza multimarca. La Furlanina, via Strada di Salto 83 a Remanzacco Udine. Visita il nostro sito lafurlanina.it. Il tuo mondo più pulito. Per info 0432 66 87 65. 48esima Fiera dei Vini di Corno di Rosazzo, il comune della Ribolla Gialla. Dal 12 al 16 maggio vi aspettiamo tra enogastronomia, divertimento, passione per il buon vino e tante manifestazioni da vivere insieme in questa settimana speciale. Non mancare, a Corno si beve cultura. Assieme, lo sapevo, siamo pronti per il gioco in friulano / bisiacco questa sera
E chissà se sbaglio la pronuncia anche in bisiacco, vediamo di evitare. Claudio mi darà una mano e Claudio, ricordiamo che alla finale, lui già ride, alla finale a Sapori Pro Loco il 18 maggio, che sarà un 19 maggio, venerdì, avremo una giuria composta da 3 persone. Le 2 sono Claudio e Ferruccio, la terza chi sarà? Lo scoprirete solo quella sera. Chip e Chop, e no, e dopo qui qua. Casomai si in 3. Comunque venirà un fur di che baruffo. Vabbè, siamo seri adesso, Claudio, perché siamo in semifinale. Come la Juventus ieri sera. Sì. Che tempismo, Che tempismo, bravo. Tutto studiato. Tutto studiato. Allora, vediamo se hanno studiato i nostri telespettatori a casa. 2 devono essere già pronti. No, ha messo giù? C'è? Buonasera, con chi parliamo? Ha messo giù. Claudio, hai visto? Ecco, loro dicono sicuro di Povoletto. A noi colpe me, No. Allora, vediamo se c'è l'altro telespettatore in linea. Ci siamo? Pronto? Eccoci, buonasera. Buonasera. Con chi parliamo? Con Maria Rosa. Maria Rosa da dove chiama? Da Monfalcone. Monfalcone. Sì. Però sarà magari a qualche parente a Povoletto, chissà. Ride? Allora, sa darci la risposta al domandone? Ma io spero di sì. Il 23 novembre del 1919 a Gorizia. L'ora? Non lo so, quella non la so. Brava signora, è così, risposta esatta? Sì, anche se non ha detto l'ora la tenevo. Va bene lo stesso. 15 punti. 15 punti che lei regala a chi? A Monfalcone. Sicura? Penso di sì. Sì. Ho pagato. E quindi siamo in una situazione di parità. Grazie per aver chiamato. C'è l'altra telefonata per capire se avevano chiamato da Povoletto? No, ha proprio messo giù e quindi ancora non riusciamo. Eventualmente prenotatevi per il secondo domandone. Allora Paolo, visto che tu sei andato in gita, ti sei rinfrescato un po' le idee, e sicuramente avrei pensato anche alle parole in friulano e anche in bisiacco sto giro. Per cui do a te la possibilità di scelta della busta, la 1 o la 2? Ma scegliamo la 1. Ci ha Sì? portato bene in passato la 1. Ah, tu dici? Vero? Condividono. Perché dovete sapere che i ragazzi di Povoletto hanno portato anche un souvenir da Povoletto, che è un piccolo gufetto che ha quel bambino che tra poco avremo modo di riprendere, e ogni tanto questo gufetto viene ripreso dal ragazzino. Prova a fare questa cosa che fai. Vediamo se riusciamo a inquadrarlo. Ecco, vai. Questo perché l'avete portato, Paolo? Perché è un antigufata, no? Ci sta sempre la... Una gufata per gli altri o...? Beh, è un po' tutto, Un po' tutto, vabbè, intanto siamo in parità. Vediamo come va adesso, perché hai 1 minuto di tempo e 10 parole. 6 in friulano e 4 in bisiacco. 7 e 3. 7 e 3? Ah, ok, 7 e 3. Allora, appena mi dà l'ok il regista, io parto. Gorne, Grondaia, Gnotul, Pipistrello, Muinie, Suora, Muini, Sagrestano, Becher, Macellaio, Tola, questo è bisiacco immagino. Tola, Gorne, Grondaia, Gnotul, Pipistrello, Muinie, Suora, Muini, Sagrestano, Becher, Macellaio, Tola, Suola, Suola, Gorne, Grondaia, Gnotul, Pipistrello, Muinie, Suora, Muini, Sagrestano, Becher, Macellaio, Tola, Bronzo, Tola, no, Gorne, Grondaia, Gnotul, Pipistrello, Muinie, Suora, Muini, Sagrestano, Becher, Macellaio, Tola, Ragazza, Gorne, Grondaia, Gnotul, Muinie, Pipistrello, Suora, Muini, Sagrestano, Becher, Macellaio, Tola, Ting, Tola e tavola, giusto? Tola, La taule. In che lingua? In bisiacco. Bisiacco. La taule per furlano. 5 parole.
Vabbè. 5, dai, non è andata male, non è andata male. Adesso vediamo come va per Monfalcone. Proviamo. Vai col gufo, Gufo. dicono, eh. Attenzione che è il guffetto. Anche noi. Dov'è il guffetto di Monfalcone? L'avete ripreso? Ecco, proviamo a vedere se funziona però. Abbiamo Giocondor, abbiamo. Allora, appena siamo pronti partiamo con il tempo, 1 minuto, 10 parole. Vediamo, appena siamo pronti, mi dà l'ok la regia. Sburt. Come? Sburt. Spinta. Russade. Bussade? Russade. Un graffio, una graffiata, un russon. Sburt. Una spinta. Russade. Russade, un'escoriazione, una... Beh, quello può andare. Imprest. Arnese. Sì. Stricche. Una striscia. Bronza. La brace. Giossa. Cos'è? Giossa. La goccia. Elare. Edera. Levan. Lievito. Spi. Lo spiedo? Sburt. La spinta. Russade. L'escoriazione. Imprest. Arnese. Stricche. La striscia. Bronza. La brace. Allora, voi siete arrivati fino a Levan. Levan? Sì. Che hanno detto lievito. Sì, giusto. Sì. Spi era spicchio o spiga. Ah. E poi c'era la papuzza. La ciabatta, la pantofola. Il ragazzo Lui dietro, bravissimo, dava tutti i Come si chiama suggerimenti. quel ragazzo? Ma lui lo mandiamo in vacanza ogni anno in Friuli, proprio per fare esperienza. A spese della Proloco. Ah, ecco. 8 parole per Monfalcone, quindi, giusto? Fino alle van. Sì, esatto. 8 parole, bravi ragazzi. Grazie. Bravi. Allora, vediamo allora qual è la situazione in grafica, appena siamo pronti per capire com'è la situazione, perché eravamo in parità, però ecco, 20 punti Povoletto, 23 Monfalcone, c'è ancora un domandone e continuiamo con il quiz, poi naturalmente ci saranno anche le domande relative al vostro avversario. Allora, lanciamo un altro dado virtuale, Pier. Territorio, allora la 13, e quel ragazzo, visto che voi lo mandate sempre in gita, dovrebbe sapere un po' tutto sul Friuli. Come si chiama? Se no non lo mandiamo più. Mauro. Paolo. Mauro. Paolo è lui. Allora, la domanda numero 13, vogliamo sapere qual è il comune più piccolo della regione in termini di superficie. Povoletto si prenota senza neanche vedere le possibili soluzioni, 10 punti in palio. In termini di superficie? Non di abitanti. In termini di superficie, vi siete prenotati? In termini di superficie. Ligosullo. Vediamo quali erano le 4 possibilità, Pier. Non ci sono le possibilità, non è Ligosullo, però... Pier, non ci sono le... Ecco, va bene. Drenchia, Moraro, Tarvisio, Vaillant, la D, Vaillant. Era la D. Guardate l'avviso di Paolo stupito da questa cosa, perché ti sei prenotato troppo presto. Sì, sono sbagliato. E dobbiamo toglierti 10 punti, caro Paolo. Sì, 10 punti. Vaillant è così tanto per fare un po' il saputello. Anche perché sono non pagato per questo. Vaillant è il comune più piccolo di tutta la regione, grande solo 1,5 chilometri quadrati, perché è solo proprio il paese di Vaillant che è stato costruito vicino a Maniago dopo il disastro della diga. Invece Tarvisio, che era indicato lì, al contrario è il più grande e, leggo le statistiche, è grande 205 chilometri quadrati. Però questi numeri di Claudio Romanzin, facciamo un applauso comunque a Povoletto perché c'è ancora un domandone in palio per aiutarli. Lanciamo, bravo, Pier, lancia un altro domandone. Allora, visto che siamo alla settimana della cultura friulana, vogliamo sapere dove si svolgerà domenica 14 maggio la Freie de Vierte, giusto?
Frae de Vierte, la tradizionale manifestazione primaverile della Società Filologica Friulana. Rispondete chiamandolo 0432 5735 17. Diremo dopo qualcosa sulla settimana della cultura friulana, quindi voi vi preparate sul vostro avversario. Non credo che questa volta vi chiediamo il CAP, perché l'altra volta il CAP ha messo in crisi le Pro Loco. Vedremo questa sera che cosa abbiamo preparato per voi. Paolo, mi raccomando, concentrati. Tu in gita devi aver studiato tutto su Monfalcone. Devi essere preciso. Invece Carlo magari ci stupirà, perché visto che con il friulano alla fine ha il suo ragazzo dietro che lo aiuta, quindi fate aiutare dalle tue belle ragazze, da tutto lo staff, e mi raccomando il gufo a questo punto non sta andando bene col gufo, ma alla lunga lo valuteremo il gufo. Alla lunga valuteremo. Allora andiamo in pubblicità e poi ritorneremo in diretta, lo sapeva, tra poco. Efficienza, qualità, rispetto, onestà, riservatezza, trasparenza, cooperazione, benessere. Non sono soltanto parole, sono risultati, certificati. Siamo persone, siamo al vostro servizio. Siamo Euro e Promos. Al centro commerciale Friuli a Tavagnacco arriva Friuli Dog Show. Domenica 7 maggio nel pomeriggio esposizione amatoriale e sfilata cinofila per cani di razza e speciale meticci. Iscrizioni a partire dalle ore 14. Vi aspettiamo con i vostri amici a quattro zampe. PF Group, da 35 anni, leader nel nord e centro Italia per i servizi integrati. Unisce l'esperienza di Politecnica Friulana nelle pulizie ordinarie e straordinarie con l'innovazione nella manutenzione, sanificazione, cura del verde, logistica e movimentazione merci. Da oggi anche la ristorazione collettiva a chilometro zero per ospedali, scuole e aziende. Molto più che fornitura servizi. Un'azienda familiare nei valori che aiuta l'ambiente, promuove il territorio e garantisce l'eccellenza. PF Group, al tuo servizio con il cuore. Nuove offerte alla Latteria Paludo di Fagagna dal 6 maggio per festeggiare l'apertura del nuovo punto vendita di Cassacco presso il complesso commerciale Julia Center sulla Pontebana. Vi proponiamo formaggio di Fagagna 6 mesi a 9 euro, formaggio di Fagagna 14-15 mesi a 9,90 euro e continua l'offerta del nostro latte a 1 euro al litro. Ci trovi come sempre a Fagagna, Gemona e dal 6 maggio anche a Cassacco. www.latteriadifagagna.it. Le terme di Barma di Carinzia sono spettacolari e aperte 365 giorni all'anno, dalle 9 alle 22. Benessere per tutta la famiglia, trattamenti cosmetici e massaggi rigeneranti. Una piscina sportiva, sauna e bagni turchi, anche per sole donne. Lavaggi orientali e massaggi di schiuma nella mamma. L'hotel delle Terme Caravanchenov, collegato con un corridoio coperto per coppie sportivi e amanti della spa. La felicità sia con te, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, barbat.at. Alla Furlanina trovi tutto per lavare tutto. Dal lavaggio industriale professionale a quello hobbistico. Idropulitrici ad acqua fredda o calda, generatori d'aria calda, lavadamigiane, lavafusti, spazzatrici, lavasciuga pavimenti, aspirapolveri, deumidificatori, nebulizzatori, impianti centralizzati e attrezzature per il lavaggio dei pannelli fotovoltaici. Il tutto con ricambi e assistenza multimarca. La Furlanina, via Strada di Salto 83 a Remanzacco Udine. Visita il nostro sito lafurlanina.it. Il tuo mondo più pulito. Per info 0432 66 87 65. Da 50 anni il nostro impegno è quello di migliorare la salute delle persone. Noi della Casa di Cura Giovanni XXIII uniamo le migliori tecnologie alla grande professionalità dei nostri medici per prenderci cura di ogni paziente. Possiamo eseguire prestazioni sia convenzionate con il servizio sanitario, sia private. Casa di Cura Giovanni XXIII, innovazione al servizio delle persone. Visita giovanni23.it. Con l'Internet delle cose, innovi la tua impresa e migliori i risultati.
Eurotech. Innova la tua impresa. Al centro del tuo mondo casa c'è Zanutta, 2000 m² di salone espositivo, un vasto assortimento di articoli per l'arredo bagno e presto una nuova area con i migliori marchi di stufe, caminetti, porte e rivestimenti in pietra naturale. Zanutta, il tuo negozio a Udine, in Viale Tricesimo 200, agevolazioni per acquisti con finanziamento fino a 12 mesi a tasso zero, nei 22 punti vendita in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Odonto Salute, grandi cliniche, grandi specialisti, grandi sorrisi. Le gengive sanguinano? Hai i denti mobili? Potrebbe essere la parodontite. Fermare la parodontite è possibile. Ti mancano uno o più denti? Vieni nei nostri centri di implantologia avanzata. Solo fino a maggio impianto dentale a soli 290 euro. 40 cliniche in tutta Italia. Paese che vai, Odonto Salute che trovi. Chiama gratis il numero verde 800 460 800. Country Rock Festival alla Fiera di Udine dal 12 al 14 maggio. Quello che conta è fare solamente il meglio. Iuri Giulia, pulizie professionali dal 1992. Un gruppo di professionisti preparati per ogni esigenza. Servizi di pulizie per privati, condomini, uffici, aziende, strutture sanitarie, alberghi, fabbriche e grandi superfici. Siete più sicuri con Giulia Iuri. Povoletto, qua si sta provando di tutto, cioè Povoletto ha oltre al gufo anche un gufetto vero, qui che con il microfono sta tentando di tutto e di più, ogni arma. Paolo, tu cosa dici? Che sei più serio del gruppo? Io sono molto teso, quindi non sono in grado. Sì, che sei reduce dalla gita, dovresti essere quello più tranquillo. La gita? Va bene, chissà se chiamano da Povoletto, se i due telespettatori in linea chiamano da Povoletto o da altre zone. Pronto? Chi parliamo? Pronto? Buonasera. Buonasera, chi parliamo? Mi chiamo Monia. Monia? Sì. Da dove chiama? Da Mossa. Mossa? Mossa è più vicino a Monfalcone. Allora, no? No? Quanti chilometri, Claudio, dista Mossa? Una ventina. Una ventina da Monfalcone e da Povoletto, signora? Non sa. Ah, non so. Va bene, a parte questo, che eventualmente proveremo a fare un altro domandone su Mossa, ci dà la risposta del secondo domandone della serata? Sulla... Sì, io penso Passariano di Codroipo, ma non sono sicura. Dove pensa lei a? Passariano di Codroipo. No. Ah. No, non è così. Niente da fare. Vabbè. Comunque vedremo se anche 20 km di Mossa distano fa più o meno. 22 qualcosa. Sì, confermo, è un sacco di tempo che li faccio, quindi. Va bene, niente, mi dispiace ma non è la risposta esatta. Grazie comunque per aver chiamato, facciamo un applauso alla signora di Mossa che ha chiamato. Sentiamo chi c'è. Sentiamo l'altro telespettatore, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Tante donne. Sono Isabella di Povoletto. Isabella di Povoletto. Questa è per noi. Quella di Mossa forse era per voi. Adesso vediamo se la signora di Povoletto ci sa dare la risposta però al domandone. Dove si svolgerà domenica la tradizionale manifestazione primaverile della Società Filologica Friulana? Castions di Zoppola. No. Non è così? Brava Isabella. Sono felice a Monfalcone. Non è così. Continuate a chiamare, signora, grazie lo stesso, ma riprovate lo 0432 57 3517, chissà, è difficile,
Non pensavo in Cusitano. Vabbè, provateci, chiamate, prenotatevi. In fondo ci sono solo qualche migliaio di paesi in Friuli, quindi esatto. per esaurimento prima o poi uno lo indovina. Sì, fino alla finale arriveremo, no? Ecco, va bene. Lanciamo un altro dado virtuale e poi la domanda relativa all'avversario, così vediamo se hanno studiato le Proloco in studio. Musica, torna in campo il nostro Davide Zilli, si preparano i due capitani Paolo e Carlo con la musica Monfalcone, non siamo ben, ma vedremo adesso, no? Perché magari nel frattempo hanno studiato. Allora, lasciamo prepararsi Davide che ci propone un estratto della canzone che poi sentiremo. Vai Davide. It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you were. Did you ever make it out of that town? Povoletto. Hello, là. Risposta? Sì, è giusto. No? Perché mi dà... Bene. Allora Davide ci propone un estratto, vai Davide. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you were. Did you ever make it out of a town where nothing ever happened? And there's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have got 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seems to be home. Hello from the outside. At least I can say that I try to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter if it doesn't tear you apart anymore. Grazie. Bravo Davide. Grazie. Allora, le due ragazze sono fortissime in musica, perché lei la cantava con te. Ho visto, Hai visto? Ho visto, sì, ho visto. Quindi la musica è il vostro forte, però sono 15 punti o 10 punti in palio. Chiedo al mio capitano in regia Pierangelo Buttazzoni. Sono 25 per Povoletto e 23 per Monfalcone. Era da 15, quindi 25 Allora, vai Davide, grazie, poi ritornerai nel finale. Allora, prima delle domande relative all'avversario,
Vediamo chi c'è da casa, perché così capiamo se il domandone, riusciamo a dare una risposta al domandone, al secondo domandone. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera. Buonasera. Io sono Renata di Sedegliano. Di Sedegliano? Ci dica, Renata. Allora, per me è proprio Sedegliano. Sì, brava. Perché si svolge ogni anno in una zona diversa del Friuli e quest'anno è Sedegliano. Sì, brava. Esatto. Quindi lei naturalmente, essendo di Sedegliano, non lo poteva non sapere. Lo so appunto perché poi domenica dobbiamo cantare, quindi... Oh, brava. Quindi allora, lei esce di casa e già dentro la festa. Ok. Bene, da Sedegliano, però lei mi deve dire se ha simpatia per Monfalcone o per Povoletto. Povoletto. Grande! Altri 15 punti per Povoletto, allora. Va bene. Grazie signora per aver Arrivederci, chiamato. buonasera. Povoletto ringrazia e bacia. Bene. Allora, vediamo però se Povoletto ha studiato su Monfalcone. A questo punto però io direi, anzi diciamo qualcosa sulla cultura, sì. sulla settimana della cultura friulana. Se no io cosa sto a fare qui? Sì, infatti. Allora, allora diciamo molto semplicemente che ogni anno la Società Filologica Friulana organizza, anzi coordina questa grande manifestazione che si chiama Settimane de Culture Furlane, ma in realtà dura 10 giorni, 11, quindi è una settimana in senso lato. E si svolge in pratica in tutto il Friuli e anche a volte anche fuori. E comprende attività varie come convegni, incontri, concerti, spettacoli teatrali, eccetera, tutto sul tema della lingua o della cultura, della tradizione, della storia del Friuli. Molto brevemente cito i primi più importanti appuntamenti, ce ne sono veramente centinaia, vanno da oggi, dal 4, sono iniziati oggi, fino al 14 maggio, quando si concluderanno con la Friday Vierte, che sarebbe una specie di la festa di primavera, diciamo così, della filologica, che si svolgerà appunto a Sedegliano, come abbiamo capito, e anzi la signora ospiterà un po' di gente a casa sua sicuramente. Poi, però, tra le cose più importanti, diciamo, domani pomeriggio già a San Daniele c'è un incontro sugli ebrei in Friuli, nel Medioevo. Per esempio, sempre domani a Rosazzo, un incontro su Pietro Zorutti, quindi uno dei personaggi storici della letteratura friulana. Sabato a Maiano si farà un ricordo di Meni Zanier, che è mancato all'inizio dell'anno, e così via, una serie di altri appuntamenti. Si ricorderanno, ripeto, tantissimi tipi di appuntamenti. Voglio spendere 2 parole solo per una cosa molto simpatica, anche perché per capire anche che il Friuli non è solo provincia di Udine, ma anche Pordenone e anche Gorizia. E sabato, per esempio, sera, prima mondiale, c'è una operetta in friulano a Cordenons alle 20:30, la Stiarnete si chiama, che è, per curiosità, la prima operetta in friulano scritta agli inizi del secolo scorso. E basta, punto. Bravo Claudio, perché è sempre preciso. Carlo, pronto sull'avversario, Carlo, Su Povoletto. Partiamo da te. Qual è il santo patrono di Povoletto? San Clemente. Mamma mia, è il tuo... 23 novembre. 5 punti. Vedi che non esatta. basta lui. Facciamo un applauso che sono preparati, dai. Anche se residente da molti anni a Portogruaro, era originaria di Povoletto, la più importante pittrice friulana del Novecento, scomparsa poche settimane fa. Di chi parliamo? La pittrice. Che era di Povoletto, lei era. Difficile, a Povoletto la sanno? Qualcuno a Povoletto la saprà. Noi non siamo di Povoletto, non sappiamo. Allora, non la chi so, è? questa non la la sappiamo, no. non la sai. No. Lenci Sartorelli, 90 anni, vero nome Igea Sartorelli. Esatto, è una dei maggiori pittori in assoluto, al di là del maschio e femmina, del Novecento friulano, la più importante sicuramente come donna. Vissuta molto tempo a Portogruaro, ma lei era originaria di Povoletto, quindi bravi quelli di Povoletto che non lo sapevano. 5 punti per Monfalcone, andiamo in pubblicità e poi vediamo se Povoletto sa tutto su Monfalcone o no. A tra poco.
Minin Abbigliamento è a Porpetto, uscita autostrada A4, Porpetto San Giorgio di Nogaro. Aperti domenica 9, 23, 30 e lunedì 24 aprile. Dal 28 aprile al 14 maggio a Tavagnacco la tradizionale festa degli asparagi. 3 weekend per gustare l'ottimo menù a base di asparagi e tantissimi eventi, laboratori di cucina e concerti. Fino al 14 maggio, tutti i weekend. Alla Furlanina trovi tutto per lavare tutto. Dal lavaggio industriale professionale a quello hobbistico. Idropulitrici ad acqua fredda o calda, generatori d'aria calda, lavadamigiane, lavafusti, spazzatrici, lavasciuga pavimenti, aspirapolveri, deumidificatori, nebulizzatori, impianti centralizzati e attrezzature per il lavaggio dei pannelli fotovoltaici. Il tutto con ricambi e assistenza multimarca. La Furlanina, via Strada di Salto 83 a Remanzacco Udine. Visita il nostro sito lafurlanina.it. Il tuo mondo più pulito. Per info 0432 66 87 65. La sicurezza è una cosa seria e deve garantire ad amministrazione pubblica o ad azienda privata un servizio puntuale e sempre aggiornato. Per questo operiamo in 3 campi: assistenza con la gamma completa dei servizi, emporio per rispondere immediatamente alle richieste dell'utenza, accademia, formazione e condivisione delle conoscenze per una costante evoluzione. Friuli Antincendi, siamo in via Savoia a Codroipo. Bond, azioni, SICAV, polizze, ETF, fondi pensione, un mare inesplorato. Lasciati guidare da un capitano esperto. Copernico SIM, società indipendente da gruppi bancari e assicurativi, saprà consigliarti quali sono gli strumenti finanziari più adatti a te. Cerca il consulente più vicino sul nostro sito copernicosim.com o chiamaci allo 0432 22 9835. Cosatto Legno a Varmo. Qualità superba, bellezza eterna, azienda certificata e personale qualificato. Risparmia energia e guadagna in comfort. Innovazione, infissi e arredi su misura. Il nostro lavoro è la nostra passione. Ci trovi a Varmo in via dell'Olmo 17, www.cosattolegno.com. Terremotus, storia di un terremoto e della sua gente, guida il visitatore lungo le tappe significative del percorso iniziato il 6 maggio 1976 fino alla ricostruzione con l'esposizione di fotografie, filmati, documenti, aperto per tutta l'estate dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, Palazzo Orgnani Martina, via Mistruzzi 4/9 Avenzone. Sereni Orizzonti, residenze per anziani in Italia. 6 nuove residenze in consegna tra fine 2017 e inizio 2018. 7 nuove realizzazioni in programmazione nel 2019. L'orgoglio di costruire la serenità dei nostri ospiti. Sereni Orizzonti. CAF CISL Alto Friuli. Per la compilazione del tuo 730 IMU Tasi, prenota subito il tuo appuntamento. Buia, Cassacco, Gemona, Moggio, Pontebba, Resia, Fagagna, Forni di Sopra, Ovaro, Paluzza, Paolaro, Tolmezzo, San Daniele, Tarcento, Tarvisio. Di Lo Sapevo, la semifinale tra Monfalcone e Povoletto. Al momento Povoletto in vantaggio, però siamo all'ultimo blocco con tutte domande da 15 punti, ma adesso vogliamo capire se il nostro Paolo in gita ha studiato tutto su Monfalcone. Allora, il Duomo di Monfalcone è dedicato a Sant'Ambrogio, ma non è lui il santo protettore della città. Chi è? La Madonna della Salute. Festeggia quando? Cioè, già che sei? No. 21 novembre. Bravi. 5 Complimenti. punti. Hai capito in gita? Studia. I cantieri navali sono stati fondati 110 anni fa, nel 1907, da una famiglia di armatori triestini. Chi? Kosulic.
Nati dove? Trieste, sa. 10 punti per Povoletto, bravi. Olè. E quindi siamo a 50 punti per Povoletto, 28 per Monfalcone. Ma attenzione perché adesso c'è la raffica di domande da 15. Prenotatevi e vediamo chi riuscirà a ottenere il miglior risultato. Lanciamo il primo dado virtuale per capire qual è il prossimo argomento. Enogastronomia, chi ha cenato stasera? Non ancora. Tu non hai cenato, no. Monfalcone? Dopo facciamo bagordi noi. Dopo e giocano il jolly. Jolly, tiro? Bravo, vai Carlo, sì. Bravo. 5 punti, quindi a questo punto tu avresti 20 punti. Speriamo. In palio, contro i 15 di Povoletto. La numero 18. Vediamo quando Pier è pronto, con l'enogastronomia. Lo Stropefan, di quale comune della Carnia ha origine? Non 10 punti, ma quindi sono 15 punti in palio, perché siamo nell'ultimo blocco. Lauco, Varo, Amaro, Sutrio. A, B, C o D? Attenzione, Povoletto lascia, ma non raddoppia. Monfalcone non vuole... È difficilina. È difficilina. Non si arrischiano. Niente da fare. No, non ce la sentiamo. Lauco. Conoscete lo Stropefan? Claudio? Tu te pensavi? Allora, ovviamente sì. Attenzione perché adesso sapete che cos'è lo Stropefan? No. No. Allora Claudio ce lo spiega. Cioè, in realtà non lo sapevo neanche io fino a 5 minuti fa, sono andato a vedermi che cos'era. È un primo allora, piatto, si può dire. dicono dalla regia che è un piatto povero di rimasugli, la ricetta fine 800 che è stata recuperata recentemente, fatto di una specie di gnocco di polenta con ricotta, cardi, broccoli, ont, vino, grappa, praticamente... È un piatto leggero. Un piatto leggerissimo. Appetitoso. Bene, allora nessuno qui ha voluto buttarsi, allora vediamo qual è il prossimo dato virtuale, il prossimo argomento. Cultura generale. Allora, nessuno gioca il jolly perché tu ormai te lo sei già giocato. Povoletto può giocarselo ancora una volta. La domanda numero 24. Ah no, 25, scusate. Come si chiama... Eccolo, Povoletto, non leggo neanche la domanda. L'insopportabile cantore del villaggio dei Galli di Asterix. Può dirlo lui, devo dirlo io. Lo dice il capitano. Assoran Centaurix. Cioè, pensa te a Povoletto. La pronuncia era affettente proprio. Però è giusto. Bravo. Allora, chi è che legge i fumetti a Povoletto? Il vice. Il vice capitano. In piedi, non si in piedi. Lui! Attenzione perché sono 65 punti per Povoletto. Alexia, almeno per la decenza, e la dignità umana, si dice assurance to Rix, ecco, d'accordo? Mentre degli altri, per curiosità, Panoramix è il druido che fa le pozioni magiche, Idefix era il cane e Pneumatix è il postino. Così, per curiosità, solo per la decenza umana. Ecco. Ti ho dato dell'indecente. Sarà Gosci che si ribalta nella tomba. Allora, la situazione attuale. Dalla regia, che cosa mi dite? Lanciamo un altro dado o Povoletto? Povoletto è la prima finalista, quindi, della prima edizione di Lo Sapevo. Lo sapevo! Anche noi. Bravi. Noi no! Bravi. È il gufo, hai capito? Loro hanno parlato del gufo.
Allora, intanto insomma dobbiamo dire che Carlo e la prologo di Monfalcone è tra le più simpatiche, perché non sapete quanti mi hanno scritto di Carlo e mi hanno chiesto di voi. Ecco, intanto il gufo è in azione. Difatti pensavamo di fare una tournée quest'estate, no? Allora, ricordiamo qualche vostra iniziativa, naturalmente abbiamo anche delle foto che fanno riferimento naturalmente al Carnevale di cui abbiamo parlato e poi naturalmente avete anche altri programmi, immagino. Sì, beh, sicuramente il Carnevale ormai l'abbiamo lasciato indietro, adesso ci stiamo preparando per il prossimo grosso appuntamento che è il secondo come importanza per la città di Monfalcone, che è la festa del vino, che quest'anno la faremo addirittura in maniera più allargata ancora, pertanto un mix tra sapori, gusti di vino e sapori anche tradizionali per quanto riguarda i prodotti tipici nostrani. Dopodiché in agosto avremo un altro grande appuntamento con sai quelli che si vestono di cartoni animati? Sì. No, il Monfalcomics si chiama, praticamente è un grande appuntamento dove ci saranno una rassegna di band dedicate appunto alle musiche di questo argomento, una sfilata, cioè tantissime cose, pertanto venite a Monfalcone che noi vi aspettiamo sempre con simpatia, amicizia e anche per fare un brindisi tutti quanti assieme. Bene, bravi. Allora, Povoletto sarà il 19 maggio a Villa Manin a Sapori Pro Loco, voi avete la festa, il 19, ho detto giusto? Ecco, perché voi avete la festa. Ti crea... Vi crea un po' di problemi? No, cioè, dovete lasciare lo spazio a Monfalcone? Ci pensiamo. Assolutamente no. Anzi, ci saranno i maxi schermi, no? Allora, voi avevate un omaggio per i ragazzi di Monfalcone? Chi omaggia? Ecco, un omaggio così studiate tutto su Povoletto la prossima volta e avete naturalmente la possibilità di vincere nella prossima edizione di Lo Sapevo. Anche noi abbiamo un piccolo presentino che adesso ho mandato i nostri amici a prendere, così per concludere in bellezza. Grazie. Bene. Allora, Davide, se vuoi accomodarti vicino a me, perché Davide vi regalerà una canzone, un brano alla Pro Loco di Monfalcone, vero? Sì. Un po' balliamo? Sì, un po' balliamo. Adesso si balla? Sì. Quindi, che cosa ci proponi Robbie Williams? Sì, Candy. Vai. Grazie. Wingo Francis, wherever gets so close, she comes and she goes and the world of the roses. Mother was a victim, father beat the system, by moving bricks to Brixton and learning how to fix them. Liberate your sons and daughters, the bush inside, but in the hardest water. As you will, she'll be the only law, and if you don't feel good, what are you doing it for? Now tell me, hey ho, here she goes, and I need to know, cause I know Celestia and Vertigo, she thinks she's made of candy. Hey ho, here she goes, and I need to know, cause I know the cane, the back of her trunk, she thinks she's made of candy. Liberate your sons and daughters, the bush inside, but in the hardest water. As you will, she'll be the only law, and if you don't feel good, what are you doing it for? 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 Here she go! Hey ho, here she go. And I need to know, cause I know Celestia and Vertigo, she's made of candy. Hey ho, here she go. And I need to know, cause I know the cane, the back of her throat, she's made of candy. Hey ho, here she go. And I need to know, cause I know Celestia and Vertigo, she's made of candy. Hey ho, here she go. And I need to know, cause I know the cane, the back of her throat, she's made of candy. Grazie. Davide.
Bravo Davide Gilli, Paolo si è perfino alzato perché sapeva giustamente che Monfalcone ha portato qualcosa per voi. Vieni, rimani qui vicino a me. Ecco, se permetti anche noi volevamo lasciarti un presente, così quando stapperete queste bottiglie pensate a Monfalcone, fate un brindisi a noi che abbiamo concorso con voi, avete vinto da bravi. Complimenti. Grazie mille. Grazie. È il microfono però. Ci sentivamo, avevamo paura di questa sera, eravamo molto bravi, eccetera. Abbiamo pensato di fare un piccolo omaggio. Di corrompere la conduttrice. No, oramai. Complimenti alla conduttrice. Grazie. Complimenti. Grazie. Bene, grazie mille. Allora, Monfalcone si prenota per la seconda edizione, mi raccomando, perché noi da vuoi di nuovo? certo, dai, richiamate, cercate di prenotarvi per la prossima edizione che partirà a settembre. Invece Povoletto affronterà la vincente tra Dignano e Reana del Royale che si affronteranno il prossimo giovedì. Sarebbe il derby. Sarebbe il derby con Reana, chissà, vedremo, lo vedremo. Lo scopriremo solo vivendo nella prossima puntata. Grazie alla Proloco di Povoletto, grazie alla Proloco di Monfalcone, grazie a Claudio Romanzin. Grazie a Telefriuli. Romanzin è preoccupato perché? No, i suoi preoccupato perché prima volte di chiesa non avessi veduto, ma intanto che a schiantare la musica era Alexis che ballava sulla tavola. Come con la bottiglia dal vin non sai dove che rivin, ma non importa. Benissimo, e con questa andiamo tutti a casa. Claudio Romanzin, grazie. Grazie Davide Gilli, bravo. Ci vediamo giovedì prossimo. Questo programma vi è stato offerto da Carrozzeria Piccilli,